una civetta urla ed io ancora non ho iniziato il mio lavoro ora. Mona Lisa, Mona Lisa, Lisa. Mona Lisa, Mona Lisa, Lisa. Mona Lisa, Mona Lisa, Lisa. Mona Lisa. La scuola è una gran cosa, soprattutto se ti insegnano ad amare i capolavori del passato. Però è un peccato che tu non li puoi vedere né toccare. La cultura mi sorride fra le ombre e le tende di velluto ed io sto torturando la vela col rasoio e con le unghie, con le unghie. Il custode si lamenta, probabilmente vuole un'altra botta in testa ora. Mona Lisa, Mona Lisa, Lisa. Mona Lisa, Mona Lisa, Lisa. Mona Lisa, Mona Lisa, Lisa. Tutti con me. Mona Lisa. Signore e signori, buonasera e benvenuti in casa Pinetti. Ciao amici. Che puntata che sarà? Che sarà? Che sarà? In regia, Enrico! Di sotto stanno urlando, certamente mi dicono di uscire. Il francese non lo afferro, per questo me ne sto ancora qui a pensare. Il custode si lamenta, probabilmente vuole un'altra botta in testa ora. Mona Lisa, Mona Lisa, Lisa. Mona Lisa, Mona Lisa, Lisa. Mona Lisa, Mona Lisa, Lisa. Mona Lisa. Buonasera e benvenuti a casa mia. 348 80 40 254 il numero per i messaggi, fotografie, richieste, saluti, abbracci. Ogni messaggio, lo dico sempre, è un grande applauso per noi. Dico noi perché non sarò solo. È venuta a trovarmi Chiara ed è un'immensa gioia averla qui insieme a me. Ve la presento dopo il prossimo brano. Il prossimo brano è una richiesta e quindi andiamo a leggerla. Vai Enrichetto in regia, fammi vedere. Mi fate ascoltare i Pooh. Mi volete far impazzire? Punto interrogativo. Per favore, Air India. È una canzone che non sento da una vita dei Pooh. Poi posso morire. Paolo da Bardassano. Allora Paolo, amico mio, io ti canto anche il brano, però mi raccomando, poi resta vivo, cioè resta in collegamento con noi, anche perché mi hai richiesto un brano davvero che io avevo dimenticato. Ma che bella storia è! Ma che bella storia è! Sono andato a riscoltarla stamattina quando ho fatto l'arrangiamento e ho pensato proprio a quest'uomo che sale sull'aereo di ritorno da un viaggio lontano, lontanissimo, dove in questo viaggio, in questo posto lontano ha avuto un flirt, ha avuto una storia d'amore importante.
Lui però sta tornando a casa, sta tornando dalla sua famiglia, sta tornando da sua moglie, sale su quell'aereo e pensa a ciò che ha lasciato in quel paese. Arriva in aeroporto, prende la valigia e dice: già, tutto bello, ma là c'è qualcuno che mi sta ad aspettare. Grazie per aver richiesto questo brano. Fate come il nostro amico. Scrivete al 348 80 40 254. Air India, dedicatissima. La hostess indiana dice yes, s'allontana, somiglia un po' a te nel disegno del sorriso, mi torna di te un bisogno silenzioso, penso a te all'imbarco in piedi là, 10.000 miglia fa, neanche un vero addio, perché l'uomo di dogana ti allontana. Penso a te con la mia fotografia e la tua malinconia, come dentro a un film, nella folla colorata sei sparita. La spina di sole graffia già l'orizzonte, 300 persone sveglierà lentamente, si truccano un po' le signore spettinate, si allineano già fra le nubi le autostrade. Penso a te mentre grigia di foschia la città di casa mia scorre sotto a noi, dietro al vetro, comandante, torna indietro. Penso a te tra valigie e nostalgia, passaporti e polizia, mi nasconderei, ma all'uscita c'è qualcuno che saluta. Grazie per aver richiesto questo vecchio brano dei Pooh, però molto 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 bello. Ho avuto giusto il tempo di fare un po' di restyling, di renderlo adattabile anche alla mia tonalità, perché il Facchinetti va sempre lassù, 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 lassù. Sono le 20:15 ed è il momento di far entrare lei con un brano che il titolo si addice alla perfezione, perché lei è bellissima. Ciao Chiara! Ciao! Ma se ero solo dentro casa, che senso ha?
po' di musica da ginnastica, è tutto il giorno che mi salvo da un pianto isterico. Vado a letto col pantaloncino dell'Adidas e poi volevo dirti che non ci dormo più, Madonna se mi manchi, sì, chiamatemi un medico. E poi senza avvisare sei qui, oddio però tu mi piaci, oh oh oh, ho fatto i salti mortali, oh oh oh, no non mi dire che tardi, avevo voglia di, dove vai, te ne vai, quella volta ti aspettavo in San Laurent, ero bellissima, bellissima, dove vai, ma che cosa vuoi, quella volta ti aspettavo in San Laurent, ero bellissima, bellissima, avevo voglia di, voglia di, dove vai, te ne vai, quella volta non dovevi andare via, ero bellissima, bellissima, te ne vai, ma che cosa vuoi, quella volta ti aspettavo in San Laurent, ero bellissima, bellissima. Bellissima e bravissima Chiara, ciao! Benvenuta, bentornata! Grazie, sono tornata, hai visto? Che boh, guarda, quando mi hai scritto un po' di giorni fa vorrei tornare a fare una puntata con te, ero l'uomo più felice di questo pianeta. Pensa che fortuna siamo qui insieme, possiamo dare di nuovo i numeri insieme come li davi tu. Vai, dalli tu, numero do di io telefono è quello là, stavolta. vai, dalli tu. Allora, 348 80 40 254. Perché dovrebbero scriverci? Scrivete. Perché dovrebbero farlo secondo te? Beh, perché Cosa ci possono mandarci? Fotografie? fotografie, animaletti che ci piacciono tanto. Giusto, saluti. Ricettine. Barzellette. Barzellette se fanno ridere, sì. Tu sì, sai sì. raccontare le barzellette? No. Neanch'io, un disastro, però Allora- so leggerle. Allora possono raccontarcele. Esatto. quindi Raccontatecele. Scrivetecele. Così non siamo gli unici a dare i numeri. Senti, ma a proposito del secondo brano che ho fatto, di questo uomo che va all'estero, va in un paese Sì. lontanissimo e ha un'avventura amorosa con una donna, poi torna dalla famiglia pensando a lei. Viaggi. Viaggi, ti piace viaggiare? Mi piace viaggiare, sì. A te piace? A me piace tantissimo, io sono già girato mezzo mondo tranne l'Italia. L'Italia me la tengo un po' più avanti. Sì. Se finché posso mi giro il mondo. Però questa sera voglio proprio chiedere a voi amici a casa qual è il viaggio che non avete mai fatto ma che vorreste fare. E dove vorreste essere adesso? Esatto, tu? Io dove vorrei essere? Beh, qui. Lo so, Oh. ma qual è il viaggio? Qual è il viaggio che seconda non hai mai opzione. fatto però dici prima o poi devo? Mi piacerebbe andare in un posto al caldo quando qua fa freddo. Tipo che ne so, Sestrier? No. Tipo, tipo a gennaio-febbraio andare in Egitto o Sì, a Miami bellissimo. o alle Sì. Maldive. Quando qua fa freddissimo che Quando vedi post Ti- qui sotto la neve. sì, esatto, ti svegli con questo buio, questo freddo, questo grigio e invece tu vorresti essere al caldo. I tuoi al amici mare. con i termosifoni accesi e tu in costume da Esatto. bagno, giusto? Così. Questo- E voi? Dove vorreste andare? Siamo curiosi. Scrivetecelo al 348 80 Vero. 40 254 anche perché secondo me, collegando un po' il prossimo brano che è il brano di Giorgia, La cura per me, viaggiare a me ha risolto sempre tanti problemi. È vero, Tantissimi. perché inizi a guardare le cose da una prospettiva diversa. Vero? Da un punto di vista diverso ti vengono in mente altre cose perché ti allontani dal tuo luogo E quindi e quindi ti allontani dalla... e quindi è la cura. per me. Quella è la cura per me. Dentro la mano una carezza sul viso, senza anima questo sorriso che hai cercato. Più ti avvicini più io mi allontano e ricordi se ne vanno
per me fare una follia è come la normalità. Non so più quante volte ti ho cercato, per quegli occhi che sanno la luna. Non so più quante notti ti ho aspettato, per finire a ingoiare tutta la paura di rimanere sola in questa stanza buia. Solo tu sei la cura per me. Basta a scordarti ancora, non so come si faccia. Qualcosa lo dovevo rovinare, nascondo una lacrima nel mare ferito. Voglio andare avanti all'infinito, trovarti dentro gli occhi di un cane smarrito. E no, non cambierà dirti una bugia o la verità. Per me fare una follia è come la normalità. Non so più quante volte ti ho cercato, per quegli occhi che fanno da luna. Non so più quante notti ti ho aspettato, per finire a ingoiare tutta la paura di rimanere sola in questa stanza buia. Solo tu sei la cura per me. No, che non ho voglia di ricordi, seguire la tua onda e salire fino sugli alberi, guardando il cielo sapendo che lo stai guardando ora. Anche tu per me sei la luna, per me sei la cura, per me sei avventura, ma non sei nessuno. Spengo la paura di rimanere sola. Per quegli occhi che fanno la luna. Non so più quante notti ti ho aspettato, per finire a ingoiare tutta la paura di rimanere sola in questa stanza buia. Non sarò mai più sola per me. Che meraviglia sentirti cantare! Questa canzone è bella. Bellissima, capolavoro. Giorgia ha È scritto Giorgia. un capolavoro, doveva vincere Sanremo, secondo me doveva vincere, dai. Giorgia No? deve sempre vincere Sanremo. Giusto. Ma quindi tu dove vorresti essere invece? Perché non te l'ho chiesto prima. Allora, tra le tante città che non ho mai visto, mi piacerebbe visitare Londra, perché mi hanno detto tutti che sei già stata a Londra. Sì. Mi hanno detto tutti che Londra è da vedere. In compenso sono già stato 10 volte a Parigi. Ah. Tu mi dici, ma perché sei perché? stato? Perché ogni volta che una fidanzatina nuova la porto a Parigi. Però non va tanto bene, no, perché poi vive lasciata. Porta sfiga, non la porto più. No, non la porto più. La prossima fidanzata Londra. Londra, vediamo cosa succede. Meglio. Ma è da quando ho 18 anni mi hanno detto, guarda, se tu vuoi far colpo su una donna, portala a Parigi. Infatti ho l'abbonamento col TGV, con Frecciarossa, ogni tot anni faccio la tratta, il capostazione già mi ricorda, quest'anno come va? Ma speriamo. No, scherzo. Ecco. Voi invece siete andati a Parigi con... Effettivamente anche io sono andata a Parigi con un mio ex, poi ci siamo lasciati, non porta Quindi tanto. non Secondo portate me... il vostro amore a Parigi perché porta sfiga. Però adesso voglio parlare un po' di te, perché sei già stata qui ospite una volta, ma racconta un po' di te ai nostri amici a casa, magari per chi si fosse perso la tua prima puntata qui. Vai. Chissà cosa si sono persi. Tanto, Mamma andatela a mia. cercare su YouTube, quindi dica. Vabbè, allora sono Chiara l'altra, L'altra? perché ce ne sono tante dentro di me. Questa è un'altra, è una che fa un po' di casini, che si mette a cantare, che scrive canzoni, è un po' sciroccata, mi dicono. Sciroccata? Sciroccata, mi chiamavano così. Mi piace sciroccata. E niente, quindi io scrivo canzoni, però ho fatto anche l'attrice, condotto, ho fatto anche Donna Avventura.
A proposito di viaggi, È lì che voglio arrivare. A proposito dei viaggi, tu sei stata protagonista di un'avventura. E nel frattempo, dietro di noi vediamo proprio delle immagini di questa già. bellissima esperienza. Dico bellissima esperienza, lo è stata per davvero. sì, è stata una bella esperienza, bella impegnativa, perché sono tantissime cose da vedere, tantissime cose di cui parlare. Tutte le reporter, noi reporter ci organizziamo il lavoro sia davanti alle telecamere che dietro le telecamere, quindi diciamo ci occupiamo di tutto quello che è il lavoro di Donna Avventura, tranne ovviamente le riprese, che c'è una troupe, ma per il resto ci lavoriamo sul computer, quindi tutti i momenti anche oltre alle telecamere. Quello che non si vede. Sì, quello che non si vede, spesso ci siamo noi dietro che guidiamo, che facciamo i bagagli, portiamo i bagagli, Fighissimo. scarichiamo il materiale, facciamo le recensioni, ci sono mille cose da fare, quindi non si dorme mai, si è sempre in viaggio, si fa sempre qualcosa quando non si è davanti alle telecamere, si è dietro le telecamere e quindi È impegnativo, è bello impegnativo. Poi in più io avevo portato la musica in Donna Avventura, quindi con l'ukulele ci mettevamo davanti al fuoco, al falò, cantavamo tutte insieme, è stato carino. Ma che bello. Come sei riuscita ad arrivare a Donna Avventura? Ci sono delle selezioni Ok. che potete trovare tutti online. Certo. Io avevo fatto Lo queste- consigli? Cioè lo consigli? Magari c'è qualche ragazza all'ascolto che dice ma mi Sicura- piacerebbe provare. Sicuramente una bella esperienza formativa, sia di vita che di vita principalmente, sì, proprio. È molto... Poi è reale, non reale. c'è nulla di finto in ciò che vediamo. No, non c'è nulla di finto, è molto reale, è molto più impegnativo di quello che si vede in TV sicuramente. Molto bello, un'esperienza da fare. Da fare. E La adesso consiglio. torna la musica, se per te va bene? Vai, O vuoi ancora raccontare qualcosa di Donna Avventura? no, va bene. E allora cantiamo. Cosa cantiamo? Vasco Rossi, Ah, Alba Chiara, così la ok. cantano tutti loro a casa. Questa cantatela con me da casa. Alzate il volume, della TV e della voce. Eccola qui. Partiamo subito col ritornello proprio insieme, anche da casa. Respiri piano per non far rumore, ti addormenti di sera, ti risvegli col sole. Sei chiara come un'alba, sei fresca come l'aria. Diventi rossa se qualcuno ti guarda, sei fantastica quando sei assorta nei tuoi problemi, nei tuoi pensieri. Ti vesti svogliatamente, non metti mai niente che possa attirare attenzione particolare, solo per farti guardare. E vai! Dai, voi da casa anche. Sui divani, tutti su. Respiri piano per non far rumore, ti addormenti di sera, ti risvegli col sole. Sei chiara come un'alba, sei fresca come l'aria. Diventi rossa se qualcuno ti guarda, sei fantastica quando sei assorta nei tuoi problemi, nei tuoi pensieri. Ti vesti svogliatamente, non metti mai niente che possa attirare attenzione in particolare, solo per farti guardare. E con la faccia pulita cammini per strada, mangiando una mela con libri di scuola. Ti piace studiare, non te ne devi vergognare. E quando guardi con quegli occhi grandi, forse un po' troppo sinceri, si vede quello che pensi, quello che sogni. E qualche volta fai pensieri strani, con una mano ti sfiori. Tu sola dentro la stanza e tutto il mondo fuori. E vai, e sogniamo un po' con questa canzone. Vai Chiara l'altra!
fa la storia e la storia. Questo ha fatto e farà. Sì. Ha fatto e farà la storia. Chissà se ci saranno dei brani moderni di questi ultimi anni che faranno la storia. Me lo chiedo, Sai, sono perplessa comunque ma su questo secondo me anche la discografia è cambiata molto, nel senso che se prima avevi da comprare, andavi in una panetteria, c'erano 10 mic, 10 pagnottine da acquistare, adesso vai in panetteria, ce n'è 100, e quindi è difficile che un brano resti, perché ad esempio, guarda, prima hai cantato La cura per me. La cura per me fosse uscita 30 anni fa, era a livello di Alba Chiara, a mio giudizio. Sì. Adesso tendiamo a... Sì, l'ascolto 6 mesi, l'ascolto un anno, poi non l'ascolto più. Sicuramente il fatto che ci sia tante cose fa tanto. Però secondo me c'è anche un fatto che Alba Chiara è ripetitiva, quindi rimane. La cura per me un po' meno. Secondo te È un po' più di nicchia. Sal Da Vinci con questo brano, fra 3 anni c'è ancora qualcuno che lo canta? Forse sì. Forse sì. Sarà il nuovo Gigi D'Alessio? Ma questo Non lo so. questa è una bella cosa. Sarà il nuovo Gigi, non si sa. Ma Lo sono scopriremo. le 20:33, adesso vado a leggere un'altra richiesta. Vai Enrico Regia, vai, vediamo un po' una richiesta. Ciao ragazzi, siete bravissimi, mi fareste sentire la canzone Donna Cannone, un bacione da Lori di Brandizzo. E quindi sì, ben volentieri, cara amica Lori di Brandizzo, tutta per te. Vai Enrico. Bella questa canzone, sai? Boh. Vuoi stare qua, cantiamo un po'? La improvvisiamo insieme? Non l'abbiamo provata Vai, insieme, però magari viene bene. Improvvisiamo così a casa. Sì, a casa Piretti. Improvvisiamo a casa. Butterò questo mio enorme cuore tra le stelle, un giorno giuro che lo farò. E oltre le tende nell'azzurro io volerò. Quando la donna cannone d'oro ed argento diventerà, Sa passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. Vi giuro che non abbiamo provato niente. Enrico testimoni in regia. e in faccia ai maligni e ai superbi il mio nome scintillerà. Alle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso dal pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca del cannone una canzone suonerà. E adesso voglio sentire tutti. Siete pronti? È chiara com'è? Con le mani amore, per le mani ti prenderò e senza dire parole nel mio cuore ti porterò e non avrò paura se non sarò bella come dici tu, ma voleremo in cielo in carne ed ossa, non torneremo più. E senza fame, senza sete, e senza ali e senza rete, voleremo via. Per adesso direi bravi, eh? Ce lo diciamo da soli. Brava. Così la donna cannone, quell'enorme mistero volò. Da sola verso un cielo nero nero si incammino. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono, spergiurarono che non
Ma grazie, Ma che improvvisata bella. così, stupenda, davvero stupenda. Complimenti. Improvvisatissima. Complimenti. Complimenti a te. Ci fermiamo soltanto 3 minuti, poi torniamo in onda con un suo brano scritto, cantato, prodotto, non lo so, comunque scritto e cantato sì, quindi subito dopo la pubblicità. Pubblicità. Non cambiate canale. Bentornati in questa seconda parte di Casa Peretti, sono le 20:42, ricordo che siamo in diretta 348 80 40 254 per tutti i vostri messaggi. Il tema di questa sera è: qual è il viaggio che non avete mai fatto ma che vorreste fare? Scrivetecelo, il posto più che altro, ma adesso parliamo di Sodio. Sodio. Sodio, cos'è Sodio? Cos'è Sodio? Cos'è È Sodio? una canzone che ho scritto, che ho composto e che mi hanno prodotto da Elio Lestretese. Che salutiamo. Dalla casa. Ci guarda tutte le sere Elio, non è certo, vero, però ovvio. ciao Elio. Ieri ho cantato un brano di Elio per il più. me La lo terra dei dicevi. cachi, la terra dei Beh, quello è un altro capolavoro. Yes. E quindi parla di me, parla di solitudine, parla di momenti un po' bui, ma anche di lasciarsi attraversare delle cose, attraversare la vita in modo più leggero. Quindi Solitudine, hai fatto una similitudine, scusami, tra la particella di sodio dell'acqua esatto, con la tua vita. esatto, Tu in come quel momento eri dentro la mezza bottiglia. la particella di sodio Bellissimo. dell'acqua che c'è nessuno. Bellissimo, Quella. bellissimo. E da lì ne hai creato una canzone. Sì, Signore e signori, Chiara l'altra con Sodio. grazie. Se domani fosse ancora stasera, rifarei tutto quanto come in una spirale. Gli imprevisti sono le nuove abitudini, tutto cambia ma poi resta uguale. Sono passate 3 ore, devo portare il cane del solito copione. Murphy con la sua legge è una persecuzione. Mi chiedo che ora è e non rispondo perché sono più fusa del fuso orario che parlo con l'altra me. Scappo dalla città, mi sta troppo stretta. Una ruota che gira e si muove più del tempo che passa. Sono una particella persa dentro una bottiglia quasi vuota. Sono sola, grido c'è nessuno, neanche fossi sodio. Mi chiedo se c'è ancora un senso a tutte quelle voci che non fanno silenzio in testa. Sono sola al buio e fisso il vuoto. Ba-da-ba-ba-ba-ba. Da-da-da-da-da-da. Sono in attesa in una stanza necoica, gira troppo la testa, neanche fossi ubriaca. Se fai silenzio riesci anche a sentire il mio sangue che scorre dentro un cuore che batte. Ma non mi fermo finché non vedo scritto fine. Volerò in mongolfiera che anche se lenta di strada ne fa. Una particella persa dentro una bottiglia quasi vuota. Sono sola e grido c'è nessuno, neanche fossi sodio. Mi chiedo se c'è ancora un senso a tutte quelle voci che non fanno silenzio in testa. Sono fuori al buio e fisso il vuoto. Neanche fossi sodio, neanche fossi. Ed ecco Sodio. Brava, è bella. Bella la canzone, bella tu, bella tutto. Grazie. Ma domanda,
hai detto che l'arrangiamento te l'ha fatto Elio, Sì, giusto? Com'è Elio? allora, Cioè, perché è un personaggio incredibile, televisivo, folle. è così. Anche Cioè, nella vita. Elio, Faz, Cesario sono tutti molto così come si vedono. Quindi Sono- non recitano una parte No. davanti alle telecamere, No, loro sono no. proprio così nella vita. Sì, sì, sono Veri. così. Sono veri, sono folli, sono fantastici. Veri come Casa Peretti, veri come tutti i messaggi che adesso io e te andiamo a leggere. Che bello! La Vai parte regia! bellissima dei messaggi. Vai. Gli estimatori della musica e canto in diretta attingono a voi con gioia e proclamo un lieto evento serale. Saluti, Rotellini Carlo, Wow. Corio. Là. Che messaggio bellissimo. Poi là. Grazie Carlo. Amici siete stellari. Dani da Alessandria. Grazie Dani, stellari, mi ricorda molto Valeria Marini. Grazie, baci stellari, anche a te Dani. È vero. Ciao, vorrei ascoltare Io che amo solo te di Sergio Endrigo. Un saluto da Paola e Francesco. La mettiamo in programma domani sera. Ok, grazie a voi per averla richiesta. Anche lei vi segue, siete bravissimi. Che carino! Che dolce! Come si chiama questa amicina? Bellissima, grazie. Siamo insieme a voi anche stasera, Enrico e tutta casa Peretti, a cantare insieme e a voi le canzoni di questa serata. Dal tuo amico Andrea di Borgo Manero. Ciao! Grazie Andrea. Ciao, Andrea. Grazie Borgo Manero. Ciao Enrico, viva Casa Peretti. Oggi è un giorno speciale, quindi volevo fare tantissimi auguri alla mia dolce metà Angie o Angie per il suo compleanno e volevo chiederti se le dedicavi una canzone a tua scelta, anche in chiusura. Se non riesci a leggere questo messaggio prima, grazie mille a prescindere. Un abbraccio da Roby75. Grazie Roby, grazie mille, grazie tanti auguri ad Angie. Sì. Vediamo se riesco a inventare qualcosa sul momento, dai. Buonasera a tutti voi amici di Casa Peretti. Ciao Enrico, ciao Chiara. Io ho fatto uno stage lavorativo nel lontano 28/9/2003. Sono partito per uno stage lavorativo in Spagna, a Girona e a nord di Barcellona. E ci vorrei tornare. Un saluto a te Enrico, ai tuoi ospiti e alla regia. Grazie, Enrico grazie da Collegno. Enrico da Collegno, grazie mille per questo messaggio. Ciao Casa Peretti, buona serata, bravissimi. Come sempre volevo chiedere quando torna Amedeo. Michela Torino è in programma, devo sentirlo un attimino. E di sicuro nel giro di qualche settimana, di qualche puntata, tornerà qui il nostro Amedeo Grillo. Grazie per la compagnia. Ciao da Elena. Ciao Elena, grazie mille Elena, sempre presente. Pensa, Elena ci ascolta da 6 anni tutte le sere, fantastica. Ah, sì? Fantastica. Come, Grande. come anche loro, Fabrizio e Simone di Quarona e Borgo Sesia. Ciao Enrico, un saluto a tutta Casa Peretti, un saluto alla bellissima, bravissima Chiara. Grazie, ciao anche a voi. Verissimo, verissimo. Ciao, io sono Sofia di Torino e vorrei ascoltare per sempre sì la nuova canzone di Sal Da Vinci. E arriverà in settimana di sicuro anche Forza. questo brano. Io lo sto imparando, Valentina ha già cantato. Il io lo nuovo sto Gigi imparando. D'Alessio? Ma guarda che Gigi è Gigi, cioè ha un fans di Gigi Alessio. Infatti non so se hai notato, ci sono le fasce in camera mia, in casa mia di Gigi Alessio. Non me la sento ancora. No. Non ce la faccio. Cioè, non ce la faccio ancora. Gigi ne ha Voi fatte cosa ne troppe. pensate? Ne ha fatte troppe belle e non ci siamo ancora. Cioè, in bocca al lupo a Sal Da Vinci, una grande carriera. Ma Gigi è Gigi e Casa Peretti. Un'ora di buona musica. Brava Chiara, bravo Enrico. Buona serata ad Alessandra di Torino. Ciao Alessandra. Ciao Alessandra. Grazie Alessandra. Ciao Enrico, io sono la Pipina e sono una tritatutto, sempre affamata. Un bacione. Ciao Pipina. Oh, una dritta tutto. Però il divano lo vedo ancora intero, quindi il divano non c'è ancora. Buonasera Enrico, come stai stasera? Meglio, buona serata Chiara. Vediamo se riesco a farvi sorridere. Attenzione, barzelletta. Un carabiniere va da un collega durante la pausa. Mauro, vuoi un caffè? No, sono allergico. Ah scusa, allergico, vuoi un caffè? Bravissimi, un grande abbraccio. Stefania da Rondissone. Stefania. Però almeno Stefania ci ha mandato una barzelletta. Brava Mandatecele. Stefania. Brava, giusto, lo spirito è questo. Poi io non le so neanche leggere probabilmente, però bella. Grazie Enrico. Un saluto a tutti quelli che guardano il tuo meraviglioso programma Troppo Corto. Ciao bravissima Chiara. Paolo da Bardassano. Ciao Paolo, grazie. Come troppo corto. Un'ora siamo qua con voi in diretta tutte le sere. Io sogno New Orleans. Già. Visitare la città e il quartiere francese con le sue storie di vampiri, streghe e mannari. Perché ha visto Vampire Diaries, secondo Un me. bacio Tu lo sotto. conosci Vampire Diaries? Cos'è? Una serie? Una serie di vampiri
e c'è uno dei protagonisti poi della serie spin-off da questa serie che si chiama The Originals, che è a New Orleans. Messaggio tra parentesi al mio manager, segnati il nome della serie, ripeti? Vampire Diaries. Scarichiamola. Secondo me loro la conoscono, sanno. Sonia la conosce. Grazie Sonia! E questi bellissimi vinili, i 45 giri, guarda lì, la storia della musica. Io leggo i Pooh, però non leggo nient'altro. Che belli vinili. Sì. La nostra cura è Casa Peretti, grazie amici Giovanni e Silvia d'Alessandria. Che carini. Troppo buoni, troppo buoni. L'attacchi Peretti funziona sempre. Chiara Stupenda con la cura. Ciao Alessandra. Grazie Alessandra. Sono contenta che ti sia piaciuta. Grazie Alessandra, grazie. Buonasera. Il viaggio dei miei sogni è la Scandinavia. Paesi bellissimi e brava gente. Così dicono. Saluti da Alessio di Magliano. Ciao Alessio. Però ce ne stanno mandando. Ma non fa un freddo cane in Scandinavia? Mi piacerà il freddo. Fa freddo. Perché? Andiamo a caldo. Beh, cavolo, comunque New Orleans, Scandinavia. Bello. Ciao Enrico, ciao Chiara, bravissima. Idelma da Ceva. Ciao Ceva. Ciao Idelma, grazie. La mia nipotina è così brava che diventano belle anche le canzoni di Annalisa che rappresentano l'antitesi della musica. Dalle un bacetto sulla testa da parte mia, Livio C. Il grandissimo Livio. Ciao zio Livio. Livio è strepitoso. Gli mandiamo un bacio grande, un grande abbraccio. Giornalista, grande talent scout, insomma. Hai visto che sorpresa che sono qui oggi? Già. Non Ciao, lo sono sapevo. Emi e vi guardo sempre, vi voglio bene. Un saluto da Caselle. A proposito di viaggi, di voli, è arrivato anche da Caselle. Giusto. Ciao, Dove si grazie. parte? Se volete fare un bel viaggio internazionale ricco di avventure, venite a Ceva. Un bacione da Daniele e Luca. Giusto? Proviamo. Io ci passo a Ceva per andare al mare, però prima o poi voglio che mi portate a visitare anche Ceva, perché secondo me anche a Ceva ci sono delle cose meravigliose. Non sei mai andato a Ceva? No, sono mai stato a Ceva, ci sono sempre solo passato sì. in autostrada. Di passaggio. Carissimi perettini, anche stasera una stupenda voce, complimenti e buona serata da Charlie, grazie. Grazie Charlie. Molto gentile Charlie. Buonasera Casa Peretti, stasera canzoni particolari e bellissime. Alba Chiara, ben cantata e intramontabile, bravissimi. Luciano di Brandizzo. Grazie Luciano. Il nostro Luciano, grazie, mi hai fatto felice, non sai cosa vuol dire per me la donna cannone e sei stato bravissimo. Ma mi sa che piace anche a te. Grazie Lori di Brandizzo. Sì, è uno di quei brani che non canto solo per cantare, ma canto perché lo vivo. È bellissimo. Quindi riesco a trasmettere qualcosa di diverso. Ciao ragazzi, siete grandi. Un saluto Davide, Cristina ed Emma. Ciao Davide, ciao Cristina, ciao Emma. Grazie. Ciao. Grazie. Hai visto il grande popolo di Casa Peiretti. Mamma mia che popolo. Ciao Enrico, ciao Chiara. Ho mandato io la foto dei vinili che ho trovato al mercatino di Castellamonte perché ce n'era uno dei Pooh, Daniela da Biella. E quindi me lo spedisci a Luserna San Giovanni con tanto di autografo. Sì, brava sì. Chiara. È la serie The Originals. Enrico, guardala. Vabbè, Hai visto? Vabbè. È la serie di. Sì, ma New Orleans deve essere carina comunque. Mi avete così messo questa curiosità. Ecco un'altra barzelletta. Che differenza c'è tra una gallina ed una pulce? Nessune. Entrambe fanno i pulcini. Enrico da Collegno. Grazie Enrico per queste perle. Almeno ce le manda qualcuno. Va bene, carina, l'ho capita dopo, scusa. Io Pulcini? l'ho capito adesso, vabbè dai. Un tale telefona alla polizia, ma anziché fare il 112 si sbaglia e fa il 211. La polizia arriva lo stesso. Sì, ma marcia indietro. Ok, blocchiamo tutto questa cosa. Grazie Enrico, vabbè, basta direi. Ok, no. Grazie comunque per queste barzellette. Sono state Una carine. risata, una risata, forse no, un Siete sorriso. bravi, Un siete sorriso, bravi. sì. Chiudiamo questa trasmissione, sono le 20:56. Allora, facciamo un piccolo cambio in scaletta, visto che dobbiamo festeggiare un compleanno, adesso spero di trovarla veloce. Noi ci cantiamo, proprio manca pochissimo, vediamo un po'. Cosa ne dici se butto così sul computer un tanti auguri di Raffaella Carrà? Ma ci sta sempre. Ci sta sempre, dedicata alla nostra amica che fa il compleanno, dai. Tanto ormai improvvisiamo tutto qua. Tutto. Siamo gli improvvisatori di Casa Peretti. La regia abituata, tutte le volte la scaletta gliela stravolgo. Tanti auguri! E adesso voglio sulle mani a tutti, tutti! Chi è la festeggiata? È arrivato il messaggio prima. Allora dobbiamo fare gli auguri. Auguri!
in là. Sono un cuore vagabondo che di regole non ne ha. La mia vita è una roulette, i miei numeri tu li sai. Il mio corpo è una moquette dove tu ti addormenterai. Ma girando la mia terra io mi sono convinto che non c'è odio, non c'è guerra quando a letto l'amore c'è. Tutti insieme. Voglio sentire voi. Com'è bello far l'amore da Trieste in giù. Com'è bello far l'amore, son pronto e tu. Tanti auguri a chi tanti amanti ha. Tanti auguri in campagna ed in città. Com'è bello far l'amore da Trieste in giù. L'importante è farlo sempre con chi hai voglia tu. E se ti lascia lo sai che si fa. Trovi un'altra più bella. Non ha. E adesso sulle mani tutti a casa. Anche Enrico in regia. Pronti? E tanti auguri a tutti quelli che fanno gli anni. Auguri, auguri, auguri. Io voglio ringraziare una strepitosa Chiara l'altra. Grazie Enrico, grazie a te, grazie a Casa Peiretti. Questa è anche casa tua, quando vuoi la porta è aperta. Grazie Enrico in regia e grazie a tutti voi per i messaggi, per essere stati in nostra compagnia. Se volete rivedere questa puntata tra 30 minuti sul canale 83 verso le 11:30 di questa sera, la potete trovare sul nostro canale YouTube, iscrivetevi così siete aggiornati su tutto. Non mi resta nient'altro che dirvi ancora una volta grazie a voi, grazie a te. Grazie a tutti.